Veneto episodi di medici di famiglia esasperati da attacchi e arroganza che hanno chiesto ai loro pazienti Novax di trovarsi un altro dottore, come accaduto ad un professionista di Recanati. I primari di Padova si ammalano e poi rifiutano il vaccino, siamo sconvolti. Quasi 1500 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto, le terapie intensive reggono ma le previsioni non sono buone, i numeri sono chiari all'ondata dei non vaccinati. B&B abusivi, taxi acqui non autorizzati e centinaia di migliaia di prodotti falsificati, giro di vite della Guardia di Finanza a Venezia. Dal colpo a Villa Miotto al tentato furto a Villa Giol, ma anche razzie nelle abitazioni delle frazioni. Mogliano vive l'incubo delle razzie, in campo nuove pattuglie serali dei carabinieri. Straordinario appello di Papa Francesco oggi al termine dell'udienza generale. Il Santo Padre ha espresso solidarietà ai lavoratori di ACC e Idal Standard e ha invitato loro a pregare per loro. Giornata dei bimbi prematuri negli ultimi 20 anni, sono 6.000 quelli sopravvissuti e curati nella neonatologia di Padova, Hub Veneto e per il nord-est all'avanguardia con il suo team. Da lunedì 22 novembre alle 20:10 Carlo e Giorgio sbarcano su Antenna 3 con una nuova striscia quotidiana senza skate, dal caro benzina alla spesa quotidiana, una guida ironica per sopravvivere alla crisi. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito anche in Veneto, episodi di medici che hanno chiesto ai loro pazienti Novax di trovarsi un altro dottore, come è accaduto a Recanati in provincia di Macerata ad un professionista che ha fisso tanto di cartello alla porta annunciando di voler ricusare i pazienti che lo hanno offeso solo per aver proposto loro il vaccino. Basta avere a che fare con gente che mi tratta a pesci in faccia e quando prende il Covid non solo pretende di ricevere immediatamente assistenza ma usa arroganza. Voglio dare un segnale forte ai Novax. Se continuate così il vostro medico vi lascia. Uno sfogo, forse una provocazione, ma nero su bianco c'è l'intenzione di ricusare i pazienti Novax dopo le accuse definite stupide e offensive ricevute per aver proposto la vaccinazione anti-Covid. Le parole affisse alla porta del suo studio dal medico di base marchigiano Amedeo Giorgetti suonano familiari anche ai sanitari di casa nostra. Ha fatto benissimo, con una premessa ovviamente che noi dobbiamo fare. Noi abbiamo il dovere di curare tutti. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Crisarà, racconta di aver vissuto questa situazione con un proprio assistito sostenitore delle più disparate teorie contro la vaccinazione. Alla fine, visto che come tutti i Novax veri, non ci sono argomentazioni che tengano e contrappongono le fantasie più disparate. Quando abbiamo finito l'ho invitato a trovarci un altro medico. Di sfogo comprensibile ma non condivisibile parla Brunello Gorini, segretario della FIEMG di Treviso, dal momento che i pazienti dubbiosi rispetto alla vaccinazione, dice, sono quelli con cui bisognerebbe impegnarsi maggiormente. Ma che ci sia un limite lo afferma anche il direttore generale dello SDUE Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, che sull'iniziativa presa dal medico di Recanati è lapidario. Lo capisco, il medico può farlo, il medico di famiglia può ricusare gli assistiti con delle motivazioni serie e questa potrebbe essere una motivazione seria. Ed ora a Padova, prime multe in arrivo per i no pass padovani che non hanno usato la mascherina durante le proteste. Sono scattate in queste ore le prime 22 multe nei confronti delle persone che sabato scorso avevano partecipato senza mascherina alla manifestazione No Green Pass al Parco Europa di Padova. Si tratta di persone controllate subito dopo l'evento avvenuto in forma statica. Inoltre, durante il deflusso della folla al termine della manifestazione sabato scorso, la polizia ha denunciato un manifestante che aveva contestato con veemenza la presenza delle forze dell'ordine. Ieri sera invece, durante il corteo flop dei No Pass, che ha visto la presenza di sole 90 persone, sono state multate altre 9 che al momento dell'inizio della manifestazione si rifiutavano di indossare la mascherina come previsto dall'ordinanza firmata dal sindaco di Padova. I poliziotti hanno identificato sul posto le 9 persone e le hanno sanzionate. Successivamente tutti i manifestanti hanno indossato il dispositivo di protezione personale fino al termine dell'evento. I No Pass hanno annunciato per domani mattina un sit-in di protesta davanti al Dipartimento di Prevenzione e Igiene dell'USL a sostegno del personale sanitario Novax sospeso dal lavoro. Il Covid visto dai primari, i consigli per non ammalarsi di Covid e il loro parere su chi nega l'efficacia del vaccino. Oggi a San Gaetano hanno tenuto un seminario ai dipendenti dell'ULSS 6 e dell'ospedale.
E io vedo anche all'interno del nostro ospedale pazienti ricoverati non vaccinati, nonostante questo, nonostante abbiano avuto la polmonite, talvolta siano andati in rianimazione, quindi abbiano sentito sulla propria pelle l'importanza e la forza e la gravità della malattia. Sono ancora convinti della loro posizione. Irriducibili. Sono veramente irriducibili, come dice lei, è una cosa che lascia tutti noi perplessi e anche sconvolti, a dire la verità. Per i vertici della sanità padovana il peggio deve ancora arrivare. Il picco di contagi è atteso nelle prossime settimane. L'invito è sempre quello: correre a vaccinarsi, nella speranza che la terza dose di siero venga iniettata a quante più fasce d'età. Altrimenti il Natale sarà a rischio. Come si è arrivati a questa situazione? Mascherine in giro poche, grandi affollamenti nei locali e questo purtroppo però, nonostante il vaccino, ha ancora degli effetti negativi e si vede, soprattutto anche perché, diciamolo, molte persone continuano a non essere vaccinate. Gli irriducibili della non vaccinazione, che responsabilità possono avere? Permettono e favoriscono la circolazione del virus, quindi il virus circola e circolando va a colpire le persone che in qualche maniera sono più debilitate e meno sanno rispondere. Quindi la vaccinazione, come per SARS-CoV-2 come per tutte le altre vaccinazioni, è una vaccinazione che protegge l'individuo ma protegge la comunità. L'andamento dell'Italia, che è un paese che ha adottato il Green Pass, è di gran lunga diverso e migliore di quanto non sia quello di altri paesi europei che non l'hanno utilizzato. Ormai stabilmente sopra i 1000 nuovi contagi ogni giorno, il Veneto rischia di finire nella zona gialla nei prossimi giorni. Il presidente Zaia e l'assessore Lanzarin in questo momento la definiscono la pandemia dei non vaccinati. Il bollettino di questa mattina non ci fa dormire sonni tranquilli, diciamo così. 1500 casi, eravamo a 1245-50 ieri mattina, siamo aumentati molto oggi. Chiamatela impennata, chiamatelo forte aumento, a seconda delle province, però la sostanza è quella. In Veneto i contagi crescono e preoccupano. Per il momento la situazione negli ospedali è ancora sotto controllo, ma il futuro è incerto. Fortunatamente la parte ospedaliera aumenta, ma di qualche unità, quindi ancora sono con dimensioni molto sotto controllo. Siamo al 62% in terapia intensiva e a 349 in area non critica. Siamo un po' aumentati leggermente di più nell'area non critica e fortunatamente meno in terapia intensiva. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che il virus sta circolando molto e che dobbiamo essere molto attenti. Non c'è dubbio che i parametri che ha a disposizione la cabina di regia del Ministero sono cambiati dalla scorsa settimana. Per passare in giallo serve il 15% di occupazione dei posti letto in ospedale nei reparti non critici e il 10% nella terapia intensiva. Noi abbiamo una previsione, la cabina di regia di questa settimana, che avremo un 6% di terapia intensiva e un 5-6% di area non critica. Quindi abbiamo ancora qualche margine, però giorno dopo giorno vediamo che noi comunque stiamo salendo. Quindi la sensazione è quella che in un paio di settimane potremmo sicuramente essere in area gialla. Domani è in programma una conferenza delle regioni, i governatori parleranno di come affrontare l'eventuale cambio di colore, misure differenziate tra vaccinati e non vaccinati, come proposto dal presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga, possono creare problemi costituzionali, sostiene Zaia, ma è innegabile che questa sia la pandemia dei non vaccinati, che sono l'80% dei ricoverati in terapia intensiva e il 70% in area non critica. Sullo sfondo c'è un Natale da salvare a tutti i costi. Siamo ora alla cronaca, grave incidente sul lavoro nel pomeriggio all'azienda Martini Legnami in via dell'Artigianato a Montegrotto Terme. La contitolare della ditta, una donna di 71 anni, è stata schiacciata da alcuni bancali che gli sono caduti addosso. Dalle prime informazioni pare che siano caduti da un muletto condotto dal fratello 74enne dell'imprenditrice. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime, infatti è in pericolo di vita. È intervenuto l'elicottero del SUEM 118 per portarla in ospedale a Padova. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Indagano anche i tecnici dello Spisal. Sotto shock il fratello della ferita. E i militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato un totale di 180.000 prodotti di uso come comune senza indicazioni di provenienza, scoperti B&B abusivi, taxi, acqui non autorizzati.
Stretta della Guardia di Finanza di Venezia su abusivi e irregolari. Ci siamo rivolti al settore, diciamo, della contraffazione, al settore dell'abusivismo commerciale, perché è evidente che questo turismo di massa è interessato a un certo tipo di offerta commerciale di basso livello, quindi quincaglieria, souvenir e prodotti, diciamo, di bassa qualità. 180.000 i prodotti sequestrati, in particolare nel centro storico lagunare sono stati controllati 5 negozi con oltre 52.000 oggetti senza le indicazioni di sicurezza, oltre a centinaia di capi d'abbigliamento e sciarpe contraffatte che hanno portato alla denuncia di 2 cittadini bengalesi. Nell'area portuale invece sono state sequestrate 4.000 paia di calzature con falsa indicazione Made in Italy e 50.000 capi di abbigliamento. Controlli anche su guide turistiche e taxiacquei. I controlli sulle guide turistiche, ad esempio, sono state tutti con esito regolare, quindi questo ci fa estremamente piacere. Nel caso dei taxi d'acqua, attività che abbiamo necessariamente dovuto fare con la componente navale, in un caso è stato individuato un'imbarcazione priva delle prescritte autorizzazioni. Un lavoro svolto in sinergia con altri attori istituzionali. Ad esempio i controlli nei confronti del bed and breakfast li abbiamo fatti insieme con il corpo della Polizia Municipale di Venezia, perché ciò ci garantiva anche una serie di l'esercizio di alcuni poteri che sono in capo a quel corpo di Polizia Municipale. In provincia i militari del secondo nucleo operativo hanno sequestrato a vario titolo 75.000 tra accessori, gioielli, giocattoli con successiva segnalazione alla Camera di Commercio e fermato un furgone con targa romena che trasportava centinaia di gioielli di bigiotteria con false indicazioni destinati a una società del veneziano. Assalti in villa e furti da Zerman a Campocroce, a Marocco, Mogliano sotto assedio dai malviventi. Intanto intensificati i controlli da parte dei carabinieri in tutto il territorio con vari posti di blocco, e anche questa sera ci saranno controlli nel Coneglianese anche. Vediamo. Domenica sera l'assalto di una banda armata nella villa del petroliere Giancarlo Miotto a Marocco di Mogliano, tenuto sotto sequestro con la famiglia da 4 malviventi armati. Appena 48 ore dopo, a Zerman, in via della Chiesa, a 2 passi dalla parrocchia della frazione, tentato colpo in un'altra villa, quella dell'imprenditore Nicola Joll, stavolta però sventato dall'intervento del custode. È un vero e proprio assedio quello che vive in questi ultimi giorni Mogliano, che oltre all'incubo degli assalti in villa si trova a fare i conti con i furti, come quello tentato a Campocroce in via della Seta, nell'abitazione della famiglia Bastianello. Il capofamiglia si accorge di quanto accaduto intorno alle 21. Sono poi vicini a raccontargli di aver sentito l'allarme scattare verso le 19:30. Sarebbe stata proprio la sirena a far fuggire i ladri, che avevano ormai già aperto il portoncino d'ingresso. Con dei cacciaviti evidentemente hanno fatto leva qui, e una volta appunto hanno fatto un po' di leva, una spallata, hanno buttato giù e hanno tolto tutte le cerniere appunto del serramento. Colpo andato a vuoto quindi, ma restano i danni materiali e morali. Danni soltanto del portoncino d'ingresso che stiamo riparando, però appunto in 16 anni che sono qua è già la terza volta che è successo, perciò evidentemente tengono d'occhio le case appunto che sono vuote in quel momento lì. Da Campocroce a Zerman, in via Braida, malviventi in azione stanotte in un'azienda agricola in un'area che ospita anche l'abitazione dei proprietari. Dopo aver divelto una finestra si sono introdotti dal garage e da qui attraverso una porta avrebbero raggiunto l'ingresso della casa. A questo punto però si sarebbero accorti del sistema d'allarme inserito e delle telecamere, decidendo di fuggire. Nonostante nella rimessa ci fossero un compressore, un tagliaerba e anche l'auto con le chiavi inserite, i ladri se ne sono andati portando con sé un contenitore con delle sardine Saor e una bottiglia di pompelmo. Malviventi più o meno improvvisati dunque, ma anche bande di professionisti specializzati negli assalti in villa, come quelli del colpo a Marocco, ai danni di Miotto, o quelli messi in fuga ieri sera dalla villa di Nicola Joll grazie al tempestivo intervento del custode, che ha notato dei movimenti sospetti nelle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza. Ha così messo in fuga i banditi e dato l'allarme. Oggi resta un senso di inquietudine per quanto accaduto e nessuno se la sente di parlare. Fortunatamente non in questo momento, mi scusi. Anche qui in via della Chiesa in azione una banda formata da 4 uomini, come accaduto a Marocco. Saranno fondamentali per le indagini le immagini catturate dalle telecamere e acquisite dai carabinieri per individuare i responsabili e soprattutto per capire se si tratti delle stesse persone del colpo di domenica sera.
Un altro incidente nel tratto di autostrada A4 all'altezza di Cessalto in direzione Venezia. Questa mattina poco dopo le 12:30 un tamponamento fra tir ha causato rallentamenti e code fra Porto Gruaro e il punto dell'incidente. Non ci sono feriti gravi, l'autostrada è rimasta parzialmente aperta al traffico, ma la riduzione delle corsie di marcia ha causato inevitabili disagi alla viabilità. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e quelli della polizia stradale. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Siamo tornati in studio ed ora lo straordinario appello di Papa Francesco. Oggi al termine dell'udienza generale il Santo Padre ha espresso solidarietà ai lavoratori di Borgo Valbelluna e ha invitato a pregare per loro. Il mio pensiero va ai lavoratori di Borgo Valbelluna e quelle zone preoccupati per il loro futuro lavorativo. Di fronte ai loro assillanti problemi mi unisco ai vescovi e ai parroci del territorio, esprimendo la mia vicinanza. Un sussulto e un'emozione profondissima per le parole e la preghiera invocata dal Santo Padre per i lavoratori di ACC e Ideal Standard. Nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare, eppure è accaduto. Al termine dell'udienza generale del mercoledì, durante la quale il Papa ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi dedicato a Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù, in 50 secondi Francesco ha lanciato un appello per la salvaguardia dei posti di lavoro di Borgo Valbelluna. Rivolgo un accorato appello affinché in questa situazione, così come in altre simili che mettono in difficoltà tante famiglie, non prevalga la logica del profitto, ma quella della condivisione equa e solidale. L'eco delle parole del Papa è arrivato in sinistra Piave quasi simultaneamente, suscitando fortissima commozione per il sostegno della Chiesa tutta, già scesa in campo sabato scorso alla manifestazione di Melle con i vescovi Marangoni di Belluno Feltre e Pizziolo di Vittorio Veneto. Un messaggio estremamente significativo che rappresenta un'ulteriore spinta a lavorare per la ricerca di soluzioni concrete che possano garantire il futuro delle aziende e la stabilità occupazionale, dichiara in una nota il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Speriamo che il commosso appello del Papa convinca chi ha in mano il destino di ACC e Ideal Standard, afferma l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Il richiamo nobile e appassionato del Papa mette un sigillo all'impegno delle 3 sigle sindacali di categoria, FIOM, FIM e UILM, che ringraziano il Santo Padre. Al centro di ogni questione lavorativa, ha affermato Papa Francesco, va sempre posta la persona e la sua dignità. Quando non si guadagna il pane, si perde la dignità. Dobbiamo pregare tanto per questa gente. Nella giornata della prematurità è la storia di Diletta e di quella di tanti bambini curati e fatti diventare grandi dall'equipe della terapia neonatale di Padova. Diletta, come vedete, ha 6 anni e 3 mesi, è nata il 30 settembre, adesso va in prima elementare. Una bambina super vivace. Diletta è stata una bambina piuma. Quando è nata, dopo appena 25 settimane di gestazione, ci racconta papà Massimo, pesava 760 grammi. La sua gemella Camilla aveva avuto delle complicazioni ed è morta dopo il cesareo, ma lei ha resistito e grazie alle cure della terapia intensiva neonatale di Padova è cresciuta e ora a 6 anni è una delle tantissime storie a lieto fine da raccontare in questa giornata che ricorda la prematurità. Esperienza di vita molto impegnativa, ma fortunatamente felice, perché poi dopo 3 mesi, il 30 dicembre, con la bambina che pesava 1,8 kg, portiamo a casa Diletta. I bambini così tanto prematuri chiaramente poi affrontano un percorso anche post ricovero in terapia intensiva di qualche anno, perché nascono con tutta una serie di problemi. Considerate che nascono senza stomaco, senza polmoni, sempre con problemi agli occhi. E quindi poi insomma comincia questo ulteriore percorso. Io ringrazio sempre la terapia intensiva e l'ospedale di Padova, non soltanto perché insomma abbiamo portato a casa la nostra bambina, ma soprattutto per l'umanità che hanno sempre dimostrato. Bimbi prematuri nati prima della 37esima settimana, negli ultimi 20 anni sono 6.000 quelli sopravvissuti e curati nella neonatologia di Padova, Hub Veneto e per il Nord-Est, all'avanguardia con il suo team operativo 24 ore su 24 per il trasporto di neonati prematuri tra gli ospedali, anche
anche in ECMO. 30 anni fa le aspettative di vita per i bimbi Pium erano del 40%, ora la medicina ha fatto passi da gigante, come testimonia la storia di Diletta. Oggi siamo arrivati a una sopravvivenza del 90%. Vi dirò anche che grazie alle nuove tecniche, ai miglioramenti che abbiamo avuto, la scoperta di farmaci molto importanti come il surfactant, che è una sostanza che manca a questi bambini quando nascono, riusciamo a far sopravvivere anche bambini sempre più piccoli. Oggi abbiamo ricoverato in questo momento 3 bambini che sono nati 500, 2 e 600 grammi un altro. Dal lunedì 22 novembre alle 20:10 Carlo e Giorgio sbarcano su Antenna 3 con una striscia quotidiana senza Sky. Non hanno certo bisogno di presentazione Carlo e Giorgio, presto sugli schermi di Antenna 3 con un tutorial tutto da ridere. Senza Sky vuole essere, diciamo, un tutorial. Un tutorial per aiutare la gente e il pubblico a superare questo momento che è un po' difficoltoso, insomma, che veniamo da questi 2 anni un attimo di difficoltà. Una guida pratica, diciamo, e ironica, più ironica che pratica, ecco. E diciamo che è un po' uno specchio, no, del momento che sta vivendo il paese. Diciamo, forse voi che ci state ascoltando, di sicuro noi. Esatto. Noi. Ecco, la smontiamo subito dicendo che è più ironica che pratica, che non ci prendiate sul serio. Come ovviare alla mancanza di Sky? I loro consigli fra risate e ironia. Beh, diciamo, noi innanzitutto noi, ma facciamo degli esempi, facciamo una serie degli esempi di come si reagisce ad una situazione senza Sky e quindi come ci si inventa di sopravvivere, di tirare avanti. Diciamo che il Veneto è anche abbastanza fortunato nel suo, però ecco, diciamo che questo periodo di crisi anche economica si protrae da tanto, ha colpito un po' tutti e tutti si lagnano fondamentalmente anche in maniera anche giusta, insomma, le crisi, le Sky e quindi senza Sky. Ma che cosa manca oggi alla gente? Il sorriso non ha la gente, perché è da troppo tempo che tutti sono arrabbiati gli uni con gli altri, e per i vaccini, non vaccini, e per uscire, per stare a casa, per viaggiare, allora c'è bisogno di un po' di leggerezza, un sorriso e di serenità. Dunque non perdete l'occasione di ridere e di sorridere con Carlo e Giorgio. Dal lunedì 22 novembre, dal lunedì al venerdì alle 20:10 su Antenna 3. Carlo e Giorgio in Senza Sky. Bene, siamo arrivati al termine di questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in rinforzo, tempo più stabile sul nostro territorio con la possibile insidia della nebbia. Vediamo il dettaglio di giovedì 18 novembre. Sul Veneto, come detto, non si escludono locali riduzioni della visibilità per presenza di foschie durante le ore più fredde. Nuvolosità anche abbastanza estesa a inizio giornata, poi più irregolare e via via il contesto sarà più soleggiato. Temperature stazionarie minime tra 3 e 9 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, qualche addensamento in pianura ma senza conseguenze, ampio soleggiamento altrove. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove persisterà qualche nube al mattino, dalle ore pomeridiane invece più sole. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime infine sui 13 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.